Alessandro Gasman e Angelo Tabaro, rispettivamente direttore e presidente del Teatro Stabile del Veneto, hanno condiviso per una sera il palcoscenico in occasione della consegna dei riconoscimenti del premio OFF, destinato alle produzioni teatrali più innovative, un premio nel quale entrambi credono fermamente, perché non è facile per le compagnie più giovani o fuori dai circuiti o per spettacoli che scelgono linguaggi o storie inconsuete trovare spazio nei cartelloni dei teatri italiani, e questa vetrina, il premio OFF, è sicuramente un primo e importante passo verso il successo. Siamo arrivati alla quarta edizione del premio OFF che ho ideato appunto 4 anni fa ed è, come sempre dico, il mio vanto più grande. Sono molto orgoglioso di questa manifestazione che raccoglie nelle 2 sedi da quest'anno, in tutte e 2, sia il Teatro Verdi di Padova che il Goldoni di Venezia, il meglio di quello che è il teatro regionale veneto, che è la regione teatralmente parlando più vivace in Italia. In questi 4 anni hanno partecipato a questa manifestazione quasi 200 compagini teatrali diverse e devo dire che ogni anno ci hanno stupito per la qualità del loro lavoro, per l'eterogeneità dei lavori proposti e per anche la voglia di innovare, di stupire. Il Teatro OFF rappresenta quel palcoscenico dove l'innovazione, la creatività dei giovani si confronta con la professionalità, e quindi il Veneto, che rappresenta una delle prime regioni d'Italia per presenza di offerte culturali e di offerte soprattutto nel settore della prosa, attraverso questo premio riesce ad acquistare la consapevolezza di quello che c'è nel territorio e aprire la strada a una professionalità certa a tanti giovani che oggi magari rischiano di vedere in maniera grigia il futuro. Buona la qualità generale, più di 70 le pièce in gara. 7 sono arrivate le selezioni finali, ma come sempre i vincitori prendono tutta la scena, e così le giurie di Padova e Venezia hanno scelto di illuminare il Lear del conflitto generazionale, presentato insieme da H2O Non Potabile, Empura Teatro e Itineris Teatro, una rivisitazione dell'eterno dramma shakespeariano trasportato in tempi moderni. Il nostro spettacolo parlava di questo, parlava di un futuro incerto, di persone di vecchi potenti che lasciano il potere ai giovani. Noi con questo segno del Teatro Stabile possiamo sognare il nostro futuro, avere anche una certa concretezza che ci permetterà di promuovere questo spettacolo, di uscire magari, speriamo, dai confini del Veneto e di costruire nuovi spettacoli. Siamo molto ottimisti e non vediamo l'ora di iniziare. Al secondo posto invece La Cinghiala di Jesolo, una produzione di Tiziano Scarpa con Marta Dalla Via. A dispetto del titolo divertente, una storia seria. Quindi non mi resta che augurarvi una buona stagione nei nostri teatri, appunto il Teatro Verdi di Padova e il Teatro Goldoni di Venezia, e ci incontreremo per la 5ª edizione del Premio OFF.